Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, servizi ma anche ospiti oggi in questa giornata. In apertura però purtroppo sempre la cronaca con l'ennesimo incidente mortale avvenuto ad Altivole nel Trevigiano. Era da poco passata l'1:30 quando si è consumata l'ennesima tragedia della strada. A perdere la vita è stato Renato Perin, motociclista sessantenne residente a Vedelago. Dalle testimonianze raccolte l'uomo stava viaggiando con un amico alla guida di una seconda moto da Caselle di Altivole verso sud. Arrivati all'altezza del civico 8 di via Edificio, Perin ha perso il controllo della sua due ruote finendo contro il muro in cemento di una casa privata. Devastante l'impatto, costato la vita al sessantenne. A chiamare sul posto i soccorsi è stato l'amico del motociclista, sotto shock per quanto accaduto. Il personale del SUAM 118 è intervenuto con l'elisoccorso notturno Leone 1 e un'ambulanza, ma per il motociclista sessantenne non c'era nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Riese Pio X per rilievi di legge. Ed un altro incidente è avvenuto sulla Ponte Bana. Poco dopo mezzanotte i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Roma a Villorba per un incidente tra due auto avvenuto in prossimità delle terrazze. A causa del violento impatto una delle auto è finita ribaltata nel fosso al lato della strada. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede di Treviso ha estratto i feriti affidandoli alle cure del personale 118. Due le persone rimaste ferite, entrambe si trovavano nell'auto ribaltata. Sul posto anche i carabinieri di Villorba per i rilievi dell'incidente. E noi continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Vicentino. Parliamo di una ragazza contesa. Sarebbe questa la causa dell'aggressione di una cinquantina di adolescenti italiani di seconda generazione che hanno aggredito e ferito due studenti in corso San Felice. Uno studente sedicenne dell'Istituto Tecnico Piovene è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo dopo essere stato colpito a pugni e calci da un branco di coetanei all'uscita di scuola. Il fatto gravissimo è successo verso le 12 di ieri in corso San Felice. Una cinquantina di minorenni che avrebbero voluto punire così il sedicenne, forse per un complimento di troppo ad una ragazzina contesa. Impossibile difendere la vittima per l'amico con cui si trovava in quel momento il ragazzo, che avrebbe descritto anche scene di umiliazione pubblica a seguito delle quali sono stati rubati il borsello e gli orecchini. Si tratterebbe di un gruppo di italiani di seconda generazione di origini filippine, allibito il presidente della comunità. Noi condanniamo la violenza. Io come rappresentante della comunità filippina di Vicenza, veramente noi siamo qua da tanto tempo e non è mai successo. 30 anni che sono qua e adesso si succede questa roba qua, cioè, ovviamente noi come genitori non dobbiamo guardarli solo, dobbiamo fare qualcosa anche noi. Ho contattato il nostro parroco, padre Paolino, e ci siamo detti che magari stasera o semmai domani convochiamo una riunione dei genitori per capire come arginare questa situazione. A seguito delle segnalazioni dei fatti alla questura, gli agenti di polizia sono già riusciti nel frattempo ad individuare alcuni dei minorenni protagonisti dell'aggressione, denunciandone uno per rapina in concorso. Un fatto grave che torna a contrassegnare corso San Felice come punto caldo della violenza e della criminalità che preoccupa residenti e commercianti. Comunque la zona è tornata di nuovo calda, basta vedere i fatti della settimana scorsa, un episodio all'interno di un locale poco distante da qui, anche lì c'è stata un'altra situazione punitiva inerente a questa. Ovvio che il fatto accaduto al di fuori della scuola è un fatto assolutamente inaccettabile, massima solidarietà alla famiglia ovviamente di questo ragazzo, ed è fondamentale comunque che anche questi italiani di seconda generazione inizino ad integrarsi nel rispetto delle regole. Rafforzare la sicurezza in centro storico, a chiederlo a gran voce gli esercenti all'indomani della spaccata ai danni di un ristorante sotto la Basilica Palladiana. Siamo sempre ovviamente nel Vicentino, con la bella stagione aumentano aggressioni e furti. Noi siamo tutti insieme al collega che ha subito questi danni e ci rammarica tantissimo.
Credevamo che questa situazione fosse stata superata, ma a quanto pare sta tornando ed è un problema. È un problema perché se si riparte con spaccate e furti, se la città adesso sta vivendo, che il cittadino sta tornando, il turista c'è, vuol dire che non vengono, perché appena si sente che Vicenza non è sicura, salve Dio cielo, spariscono tutti. Mentre gli artigiani sono alle prese per riparare la vetrina del ristorante protagonista della spaccata e dello scasso nelle notti scorse sotto la Basilica Palladiana, gli esercenti del centro si uniscono ed esprimono solidarietà al collega vittima del furto fruttato poche centinaia di euro a fronte delle migliaia di danni. Un evento che non risulta essere un fatto isolato e che i gestori dei locali stigmatizzano affinché non vada sottovalutato come segnale. Con l'aumento delle temperature e delle ore di luce, il centro di Vicenza, se da una parte torna ad essere più vissuto da cittadini e turisti, dall'altra attrae anche più criminalità e degrado. Per fronteggiare questo fenomeno è necessario reagire, affermano gli esercenti. Chiediamo che all'amministrazione comunale e alle forze dell'ordine di darci una mano a far sì che questi problemi non avvengano per la sicurezza nostra e anche dei commercianti, perché l'altra notte è successo anche in un negozio che hanno tentato di entrare, perciò il fenomeno è in centro adesso di nuovo e questo ci crea problemi. Noi come gruppo di minoranza abbiamo previsto un fondo di solidarietà economica straordinario per aiutare i commercianti vittime di spaccate e furti. L'amministrazione lo ha messo in pratica. Un bel progetto, quello che sta portando avanti anche l'Ascom con il presidente Nicola Piccolo, per fare quei corsi di prevenzione anche alle attività commerciali. Quindi quello che tutti insieme bisogna fare è dare vita al centro storico, perché sono questi ristoratori, queste attività commerciali che rendono vivo il centro e allontanano il degrado dalla nostra città. Due notizie ora di cronaca. Gli agenti della Polizia Stradale di Roma Sud hanno arrestato 3 persone che hanno truffato una donna di Belluno. Gli agenti hanno visto transitare ad alta velocità sulla carreggiata sud dell'autostrada A1 un'autovettura Audi Q5 con a bordo appunto queste 3 persone. L'auto era stata però segnalata dal centro operativo autostradale della compagnia dei carabinieri di Feltre, poiché avvistata nei pressi di un'abitazione in cui si era consumata una truffa. Raggiunto e fermato il veicolo, all'interno hanno trovato una borsa con soldi e monili in oro. 3 persone sono state arrestate. Ed ora ci spostiamo invece a Jesolo, dove c'è stata l'ennesima rissa, una notte di tensioni per il terzo raduno avvenuto nel giro di una settimana tra 15-20 uomini maggiorenni e anche minorenni concentrati tra le piazze Mazzini e Drago, che si sarebbero affrontati con urla, scontri e liti. Alcune persone, alcuni giovanissimi sono rimasti feriti. Gli altri 2 episodi si erano verificati sabato e domenica scorsa, anche di giorno, in mezzo ad alcuni condomini del litorale, dove gli inquilini hanno gridato per cercare di disperdere oltre una ventina di giovani. 2 pattuglie di carabinieri da Cavallino e Jesolo hanno rintracciato e bloccato un 25enne accusato di aver picchiato un 18enne rimasto ferito, ma non gravemente. Ed ora invece andiamo a Padova. Aggredisce e minaccia i genitori che gli chiedevano conto del furto di denaro e di un cellulare a Padova. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 22 anni. Maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori. Con questa accusa è stato arrestato un giovane di 22 anni che vive a Padova in un condominio del quartiere Guizza. L'intervento è partito dopo la richiesta d'aiuto al 112. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno prima incrociato il 22enne che ha raccontato di essere stato aggredito. Diversa la versione fornita dai genitori, che hanno spiegato come il figlio abbia dato in escandescenze, arrivando a minacciarli con 2 coltelli trovati e sequestrati quando gli avevano chiesto conto dei furti di denaro e del cellulare del fratello commessi nei giorni precedenti. Per difendersi, i 2 avevano usato lo spray urticante, tanto che il giovane era fuggito. Da qui l'arresto. Dopo l'udienza di convalida per il 22enne è stata disposta la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con l'applicazione del braccialetto elettronico.
Da Padova al Veneziano, l'allarme della Procura di Venezia, 15 casi di codice rosso al giorno, se ne è parlato a Mestre, proprio con Gino Cecchettin nell'incontro dal titolo La violenza di genere, prima e dopo Giulia, organizzata dall'Ordine dei giornalisti del Veneto. Ogni settimana arrivano almeno un 60-70 procedimenti per codice rosso, una quindicina al giorno di media più o meno, e quindi sono moltissimi. A lanciare l'allarme la sostituta procuratrice di Venezia Valeria Moroni, da anni impegnata sul fronte della violenza di genere. Il quadro che emerge dagli uffici giudiziari veneziani è quello di un fenomeno che non accenna a diminuire e che continua a colpire donne di ogni età ed estrazione sociale. Io penso che sia importante chiedere aiuto se si comprende che c'è qualcosa che non va o che comunque la situazione crea dei problemi. L'importante è rivolgersi a qualcuno, magari anche a un'amica, magari alla scuola, nel caso di un bambino, perché spesso poi chi veicola notizie di reato sono appunto gli insegnanti, perché magari vedono dei segni sul bambino, oppure un'amica che sa che una vicina è stata maltrattata perché sente le urla e la vede con dei segni. Vicende che troppo spesso restano nascoste fino a quando la situazione non precipita. Così anche Gino Cecchettin, a 3 anni dal femminicidio della figlia Giulia, racconta un dolore che resta presente ogni giorno, ma che ha deciso di metterla al servizio degli altri e che si traduce nel lavoro della Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nella prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione e la sensibilizzazione. L'opera della Fondazione la stiamo portando avanti, sempre nel nome di Giulia, sempre cercando di far capire come quel dolore che è residente in noi possa promuovere qualcosa di positivo, e il confronto che si è acceso oggi con dibattiti costruttivi parlando di violenza di genere lo facciamo per gli altri. Migliaia i ragazzi e le ragazze, specie adolescenti, da lui incontrati finora, a colpirlo le loro domande per costruire relazioni sane e contrastare la cultura del possesso e del controllo, dice. Molto attente alle questioni delle relazioni che hanno tra pari, e in particolar modo le domande dei più giovani che sembrano essere molto profonde. Io ricordo sempre una domanda di una ragazza di terza media che ha detto: l'amore ti fa fare cose strane, e come possiamo noi capire quando quelle cose lì non sono strane, sono lecite, sono giuste? Dobbiamo dare delle risposte a questi ragazzi. Al centro del suo messaggio c'è una parola semplice ma fondamentale: rispetto. Quando allarghiamo il concetto della parola rispetto un po' al genere umano, penso che la risposta sia quasi ovvia. Intanto vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui nella domenica, Mirko Castellere, psicoterapeuta, psicologo. Intanto buongiorno, grazie per essere qui. Grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Ed ora torniamo a parlare, andiamo nel trevigiano, di un argomento che sta davvero sollevando un vespaio, possiamo dirlo, di polemiche, e parliamo del caso Ciacaloco. Continuano gli attacchi social a Mario Conte da parte del sedicente rapper, tra l'altro sul fronte quello interno a Fratelli d'Italia, dove non si escludono altri colpi di scena tra Fabio Crea e il capogruppo Bertolazzi. A Crea anche la solidarietà del PM Davide Romanelli. Questi sono i personaggi che noi manteniamo e poi facciamo uscire dalle nostre galere. Possiamo continuare a parlare di rieducazione, pentimento, integrazione. Sono questi gli interrogativi del sindaco Mario Conte mentre prosegue lo stillicidio di insulti via social del sedicente rapper Ciacaloco, l'autore del video girato in carcere con i 2 presunti killer di Francesco Favaretto, Ade e Ozuna. Insulti, provocazioni ma anche minacce social stanno piovendo sul primo cittadino, non solo da parte del giovane indiano da qualche settimana tornato in libertà, ma anche da alcuni suoi follower, componenti di una vera e propria gang virtuale. Chi semina violenza e intimidazione non può trovare giustificazioni, sottolinea Conte, che trova la solidarietà fra gli altri di Mauro Serpico, avvocato di Ozuna. Devo dire che le espressioni chiaramente utilizzate nei confronti del sindaco Mario Conte sono assolutamente inaccettabili da parte di questo signor Ciacaloco.
sindaco. Qui però si apre l'altro fronte, quello sulle dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi, che intervistato su Antenna 3 aveva detto espressamente: andiamo a vedere chi sono gli avvocati di questi ragazzi, facendo insorgere ordine e camera penale. Bertolazzi, che ha poi chiarito come non intendesse gli avvocati in genere, ma soltanto uno, il legale trevigiano Fabio Crea, rappresentante di spicco proprio del suo stesso partito, al quale di fatto contesta un'incoerenza, ovvero chiedere da politico maggiore sicurezza, da avvocato difendere chi delinque, non una voce dal sen fuggita quindi, ma un attacco mirato. Penso che comunque la replica di Bertolazzi non abbia fatto completo chiarimento sul suo pensiero in ordine alla funzione dell'avvocatura, che, ricordo a me stesso e a tutti coloro che ci ascoltano, non deve essere quella di garantire l'impunità dei propri assistiti a tutti i costi, ma quello di garantire un equo processo e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini. A sostegno di Crea anche il sostituto procuratore Davide Romanelli, che in un commento al portale Treviso Today ha giudicato gravi le parole di Bertolazzi, confonde la politica con la deontologia, la stoccata del PM, mentre di ora in ora si carica di significato il silenzio dello stesso Crea. No comment, dice, ma è la classica quiete prima della tempesta, tutta interna tra l'altro al partito della Premier. L'abbiamo detto, un caso che davvero sta scatenando un'infinità di polemiche, non solo insulti, offese, minacce nei confronti del primo cittadino, ma poi insomma abbiamo visto comunque anche minacce e offese nei confronti degli avvocati, insomma lo sdegno, la rabbia dei cittadini, ma non solo, e si torna a parlare un po' di rieducazione delle carceri. Mirko Castellero, una vicenda che fa davvero riflettere questa. Beh, io direi che cadono i tabù. Ormai le istituzioni non rappresentano più un luogo che non si può toccare, che non si può giudicare, ormai tutti possono giudicare tutti, e per quale motivo anche un delinquente in carcere non si può permettere di giudicare non solo il nostro sindaco, ma paradossalmente figure anche molto più importanti del sindaco. Quello che sta succedendo è che i social e soprattutto la società dà la possibilità a chiunque di poter giudicare fuori del perimetro minimo delle regole. Ecco, qui ci sono poi due fronti. Il fatto, insomma, sappiamo che ha un risvolto penale, che è quello dei telefonini, dei cellulari che sono riusciti ad essere introdotti nelle celle delle carceri. Poi abbiamo visto il giorno dopo poi la perquisizione della polizia penitenziaria, che non ha trovato uno ma ne ha trovati diversi di telefonini all'interno del carcere Santa Buona di Treviso, ma anche il fatto che questo detenuto Ciacalocco sia uscito, ed era proprio stato il problema per cui poi c'era stata questa ripresa all'interno della cella, il festeggiamento per l'uscita di questo detenuto, che però una volta fuori non sembra che abbia, insomma, capito perché, insomma, queste offese, questi insulti nei confronti del primo cittadino di Treviso, insomma, diciamo che non fanno onore a nessuno, ecco. Direi di no, ma introduciamo ancora il tema della capacità riabilitativa di carceri. È un tema storico che sembra scemare sempre di più, cioè il carcere non è un luogo di reclusione, ma ahimè viene sempre meno in termini riabilitativi. Io per le varie perizie penali ho occasione di frequentarli internamente e devo dire che sono dei luoghi di convivenza anche positivi. Dirò una cosa forte: il carcere dovrebbe essere un luogo di controllo, di repressione, di timore delle istituzioni. Ho visto una bella presenza di convivialità, di positività all'interno di questi carceri. Se questa convivenza e positività fosse riabilitativa, la vedrei anche come una prospettiva futura positiva. Quello che si vede è che delle volte, il più delle volte, non sono riabilitativi. Quindi cosa significa? Significa che ad esempio nei casi frequenti nella società della pazzia il carcere non è un luogo riabilitativo nel momento in cui noi abbiamo forme. Qui però siamo, a mio avviso, se mi permette, in una situazione ancora più borderline, cioè qui c'è un tema di sfidare la società. Quindi il carcere, io ne esco vincente dal carcere, non esco penalizzato in termini di giudizio da parte della società. Io esco come una persona riaccreditata nelle gang, nelle baby gang, nel gruppo sociale, e sono addirittura più forte di un sindaco.
sono ben più forti di un'istituzione. Ecco, questo dovrebbe far riflettere, perché se anche un sindaco e le istituzioni hanno delle difficoltà a farsi rispettare, immaginiamo il libero cittadino nel momento in cui i delinquenti bussano alla porta. Dovrebbe essere cambiato qualcosa per rieducare realmente queste persone, perché poi insomma un po' c'è stata anche la rabbia dei cittadini, perché 2 delle persone, l'abbiamo detto anche nei nostri servizi, 2 delle persone che erano riprese in questi video sono 2 giovani accusati di omicidio volontario, di aver ucciso Francesco in via Castelbrando, quindi fa un po' rabbia vedere che loro festeggiano e dall'altra parte c'è stato però un reato gravissimo come quello dell'omicidio. Quindi insomma, la rieducazione in questo momento magari poi, però in questo momento pare un po' superflua. Sì, soprattutto immagino i genitori di quel ragazzo come si troveranno in questo momento qua, o i parenti di quel ragazzo. Però io ricordo che in Italia è stato uno degli stati che con il 41 bis nei processi di mafia introdusse un carcere duro. Perché? Perché i processi di mafia prevedevano una contaminazione sociale e la logica della mafia è quella dell'accreditamento nella società ed essere più importanti delle istituzioni. Lì fu fatta una scelta molto dura, introducendo un articolo che poneva dei carceri limitati anche in termini di relazioni. Ora, non dico un 41 bis bis, però iniziare a riflettere sui casi estremi, non tanto per l'azione lesiva che comunque è devastante verso il singolo, è che nel momento in cui si sfidano le istituzioni, ahimè, l'emulazione è facilmente replicabile, cioè quello che noi dobbiamo porci come difesa è che quel modello è un modello che i ragazzi vedranno come positivo, vedranno come sfidante, vedranno come anarchico, vedranno come momento per poter dire io ci sono in una società che non mi rispetta. Penso che questo poi in termini di devianza sociale porterà a uno sviluppo di patologie molto importanti. Immaginiamo i genitori nel momento in cui lo studente o l'adolescente o il preadolescente pone una propria posizione, quando comunque ci si può permettere di sfidare un sindaco se non sfidare le istituzioni. Adesso vediamo insieme le parole dell'assessore regionale al sociale Paola Roma, impegnata anche sul fronte del contrasto al disagio giovanile, e che ha commentato così il caso di Ciacalocco. Sono al fianco al sindaco contro la pericolosa diffusione di messaggi violenti da parte di persone violente, e comunque gli avvocati giustamente fanno la loro parte nel limite del loro incarico. Dall'altra parte io credo che anche la parte legata ai social, questo riconferma anche l'impegno del presidente Alberto Stefani con il blocco dell'età per l'utilizzo di questo. I social sono diventati un mondo in cui una persona si esprime lì dentro e il mondo ruota all'interno di questo, e questo è gravissimo, è un mezzo che chiaramente scatena determinate reazioni e reazioni anche violente, e questa veramente è uno dei temi che preoccupa la parte sia legata alla volontà del Presidente rispetto a questo, ma anche dal punto di vista nazionale se ne sta discutendo, perché si sta vedendo una realtà che invece viene veicolata solo attraverso i social, quindi sono dei mezzi veramente potentissimi che vengono usati però in maniera errata, sbagliata, e vanno a dare un messaggio devastante, in questo caso violento, e che chiaramente creano poi situazioni che emergono in altro. Credo che lavorare su questo sia fondamentale, perché si sta veramente generando un gravissimo errore, che la realtà all'interno dei telefonini sia la realtà del mondo reale, e questo è gravissimo. Mirko Casteller, questa è una degli argomenti che avevamo anche trattato con lei non tanto tempo fa, ed è proprio da una parte la questione dei social e poi della verità dei social, della verità della vita, che in realtà non è. Sì, infatti illuminata, direi, l'assessore regionale Paola Roma, anticipando quello che è un fenomeno che oggi vediamo in modo importante in questa società. Lo dicevamo anni fa, avremmo avuto una forma di dissociazione, oggi siamo nella depersonalizzazione, che vuol dire in sostanza che questi giovani attraverso i social si vedono fuori dalla propria responsabilità nella società e anche nel mondo. Ha detto anche un passaggio importante: lavoriamo. Quindi il fare, ecco, su questo io personalmente mi sono impegnato a dare vita anche a dei momenti di confronto pubblico direttamente con le persone, ma soprattutto con le famiglie, ma anche con i ragazzi, quindi una logica di integrazione tra le società. Il più delle volte
le due generazioni non si parlano, si trovano distaccate all'interno di un mondo che non appartiene agli adulti, ma che è la vita dei giovani, che è la vita dei ragazzi. Quello che si nota è che proprio sono in un'altra realtà. Riprendersi mentre si fa un atto di vandalismo, o riprendersi mentre si aggredisce, o riprendersi mentre si uccide una persona, cosa che ormai nel mondo sta succedendo ma anche in Italia, significa vedere noi come attori e protagonisti di un film, di una vita che non è quella reale, però è quella più importante per loro. Ecco, si parlava anche di un altro argomento, quello di limitare l'uso dei social ad una certa età, nel senso quando sono giovanissimi. Questo può bastare? Allora, su questa posizione direi che la limitazione va fatta in fase adolescenziale e preadolescenziale ed è fondamentale farla in quell'età lì. Farla successivamente ai 17-18 anni risulta riduttivo. Per quale motivo? Perché? Perché i social hanno un legame osmotico, in osmosi con la dopamina a livello encefalico. I ragazzi fino a 17-18 anni stanno costruendo, usiamo questo termine poco clinico, le autostrade della propria competenza cognitiva, delle proprie capacità relazionali. Se noi interveniamo prima, riusciamo a adattare quelli che sono i loro comportamenti. Dopo i 17-18 anni è praticamente impossibile riconvertire un processo che noi definiamo costrutti primari in termini di apprendimento. Si cerca di adattarlo ma non si può riconvertirlo. Il problema dei social è proprio l'osmosi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io tolgo il telefonino, il sistema dopaminergico mi si alza e chiede come si fa in un atteggiamento di dipendenza. I social sono una nuova ma moderna tossicodipendenza, cioè i social non sono diversi dall'eroina, dalla cocaina, dalla marijuana, dobbiamo dirlo, sono sullo stesso piano perché agiscono a livello encefalico nello stesso sistema che è il sistema dopaminergico. Gli effetti collaterali sembrano minori, ma in realtà i fornitori, coloro che spacciano, definiamolo così, sono gli stessi, è un'oligarchia che ha il potere dello spaccio e ha corrotto o comunque controllato un sistema sociale medio-basso, quindi dobbiamo stare molto attenti. Infatti io spesso dico che abbiamo dei genitori offline e dei ragazzi online, cioè c'è proprio una forma di sconnessione tra i due. Quindi cosa si può fare di più? Nel senso che, fra l'altro, voglio dire, io vorrei ricordare che c'è comunque maggiorenne, per cui ha già passato quella fase e l'uso dei social però è distruttiva in realtà. È un prodotto e quindi lo utilizzano alla fine, sanno benissimo che agisce nelle nuove generazioni. Ed è anche impunito però, nonostante gli insulti, nonostante per il momento almeno. Ma non è molto diverso da quando avevamo quelle forme chimiche di dipendenza. C'era un problema di standardizzazione, alcune sostanze potevano essere utilizzate e perseguite penalmente e altre non erano perseguibili perché la legge non le aveva ancora schedate. Il tema è semplicemente dire che il social è tossico e crea una tossicodipendenza che crea degli effetti devastanti, perché ricordiamoci che gli effetti sono costo per la società, sono dei costi inimmaginabili, questi giovani che devono essere riabilitati, che devono essere riattivati, che devono essere le famiglie che non li sanno come gestire. Noi il 18 giugno faccio una serata proprio su questo tema. Ecco che se riusciamo a far vedere, l'ho messa sul mio computer, magari non benissimo, vediamo Sì. Qui è proprio genitori offline, figli online, chi cambia il mondo, è una provocazione. Il 18 di giugno la terremo alla sera a Casa Vittoria, a San Polo, in accordo con il Filo di Simo, che tra l'altro è un'associazione che interviene in modo importante in un'area delicatissima, anticipando poi i fenomeni dei suicidi, cercando di trovare quelli che sono gli estremi per identificare quelli che sono i percorsi, in una casa, un luogo dove il paradosso è che lì vive la disabilità. Allora, abbiamo figli sani, che sono tra virgolette sani, che sono legati ai social, e abbiamo realtà che comunque vivono delle situazioni difficili in queste famiglie, con situazioni limite, che vivono la relazione in modo più reale rispetto alle famiglie blasonate che sembrano avere dei figli sani. Ecco, io direi che vi aspetto in quella data lì per comprendere che cos'è il sano e il non sano. Noi siamo convinti che i figli che rimangono in cucina da noi con il telefonino, tra virgolette, siano i figli sani. Io ho la sensazione che siano
molto più sani coloro che possono avere delle patologie, ma vivono nella realtà della quotidianità. Perché a volte stare nei social non è vivere nella realtà. Siamo paralleli, quindi lì è un'occasione anche per comprendere strumenti per poter intervenire nei propri figli o comunque nelle relazioni, anche scolastiche e istituzioni. E noi adesso vediamo un altro servizio che riguarda proprio questi video. Dopo il video girato in cella a Treviso ci si interroga sulla presenza dei telefonini, stavamo dicendo prima, all'interno delle carceri. Per il segretario regionale del SAPPE oggi ci sarebbero nuovi canali per introdurre questi dispositivi. Possono entrare, i canali sono tantissime. Ovviamente oggi quello più facile è quello dei droni, cioè il drone non è intercettabile, perché non mi sembra che io sappia, può darsi che mi sbagli, però non mi sembra che la casa circondariale di Treviso abbia un sistema antidroni. Droni utilizzati per varcare i muri perimetrali delle carceri e trasportare cellulari. Potrebbe sembrare la scena di un film, ma secondo il segretario regionale del SAPPE potrebbe essere questo uno dei canali oggi utilizzati per introdurre dispositivi elettronici nelle case circondariali italiane. Giovanni Vona interviene nella discussione esplosa dopo il video girato in una cella del carcere di Treviso con protagonisti 2 giovani accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto. Non solo i contenuti del video, ma anche la stessa presenza del cellulare ha creato indignazione nell'opinione pubblica. Telefonini, tra l'altro, sottolinea Vona, vietati alle stesse guardie carcerarie che ancora oggi all'interno delle strutture comunicano con telefoni a filo. Sinceramente non vediamo dove è la notizia, perché noi diciamo grazie tutti i giorni che troviamo che entrano solo cellulari, perché potrebbero entrare anche altre cose nella stessa modalità e maniera con cui entrano i cellulari. Li troviamo ormai quasi tutti i giorni, anche a Treviso, ne abbiamo trovati ultimamente diversi, ma è evidente che c'è un canale che supera qualsiasi controllo. Semplice, continua Vona, per chi manovra questi velivoli capire come muoversi. Basta capire come funziona al minimo l'organizzazione del lavoro, che può essere quella necessaria per la vigilanza del muro perimetrale, del muro di cinta, ma è evidente che un muro di cinta che supera il chilometro di perimetro, chiaro che ci sono l'80% di ancoli morti. Per il SAPPE, anche in questo frangente, parlando di controlli, torna centrale la questione della carenza del personale di polizia penitenziaria di fronte ad un sovraffollamento delle carceri. Mentre l'ipotesi, avanzata dal sottosegretario alla giustizia Balboni, lui stesso consapevole della presenza di dispositivi elettronici nelle carceri, di inibire il segnale dei cellulari, diventa, secondo Vona, di difficile attuazione. Costano moltissimo, schermare appunto un'area di quelle dimensioni di un istituto penitenziario che comunque sono abbastanza grandi. Basterebbe semplicemente parlare di organici. È un po' sconvolgente pensare insomma che possano arrivare a apparecchi elettronici, cellulari, attraverso i droni, attraverso tutto, cioè fa davvero pensare effettivamente sull'utilità delle carceri. Questa è la società, la vera società. Non è quella che noi vediamo nei social, è questa società. E immaginate le persone che vedono questo video, quale coraggio hanno di poter esprimere una propria opinione verso questi soggetti, sapendo che poi hanno la possibilità di muoversi nella società in modo abbastanza libero, dove vivono i nostri figli, dove vivono le nostre famiglie, dove vivono le nostre ragazze e i ragazzi. Quindi io penso che le istituzioni per difenderci, ho sentito recentemente un intervento del ministro Crosetto che cercava di spiegare che cos'è un servizio pubblico dato dallo Stato. L'arma, bene, io penso che ora le istituzioni ci debbano difendere, noi paghiamo tasse profumatamente ogni giorno, tutti noi, ora dobbiamo essere difesi, altrimenti ahimè il rischio è che ci sia un avallo sul valore vero delle istituzioni e su questo io non vorrei vivere, né io né i miei figli, il periodo in cui inizieremo a dare un giudizio sulle istituzioni, in quanto in altri periodi storici il popolo ha dato un giudizio sulle istituzioni, è stato devastante, è meglio che non ci troviamo mai in quelle situazioni, interveniamo prima in modo riabilitativo e se necessario, ahimè, anche duro nei confronti di alcune figure.
Poi chiudiamo quest'ampia pagina insomma, dedicata a questo fatto e anche al disagio giovanile. Ne abbiamo parlato ormai più di una volta. Un disagio, qualcuno dice ma no, non c'è disagio, in realtà insomma, abbiamo sentito anche oltre a Mirko Castellera anche altri psicoterapeuti tutti d'accordo sul fatto che è un fenomeno in crescita, un fenomeno che preoccupa e che coinvolge sempre più giovanissimi, prima, seconda, terza generazione. Sta di fatto che comunque esiste. È presente, i dati sulle frustrazioni, sulle depressioni, ma soprattutto sull'aumento dell'ansia e dell'aggressività che noi abbiamo in mano a livello regionale, quindi il dato è regionale, e che si concentrano soprattutto in una fascia età sotto i 22-23 anni. Quindi la crescita esponenziale post-Covid avviene in quelle generazioni. C'è un aumento dell'ansia compensativa a una forma di aggressività spesso repressa. Verso chi e verso cosa? Io penso che a generarla siano veramente gli strumenti dei social, sia quando sono connessi sia quando non sono connessi, perché non pensiamo che la connessione sia solo e esclusivamente nel momento in cui guardano il telefonino. Esiste una connessione indiretta, collaterale, che tiene attivo il sistema cognitivo, quindi sono connessi anche quando non sono fisicamente collegati o con il telefonino davanti, e soprattutto tutta la socializzazione, le relazioni sociali, gli amici passano attraverso quello strumento. È come se noi chiudessimo il luogo di incontro delle nostre generazioni che magari erano nei bar. Immaginate cosa provavate voi quando volevate, o tutti noi quando volevamo stare in una società e quel luogo era chiuso, quel luogo noi aumentavamo la nostra forma di aggressività. Però poi quel luogo si poteva riaprire, era un luogo di convivenza reale. Ecco, qui non è così, qui non è così. Io ringrazio davvero Mirko Castellera, insomma, speriamo di averlo ancora qui con noi, insomma è un argomento che purtroppo torneremo a trattare anche nelle prossime edizioni, però noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo con altri servizi e altri ospiti. Siamo tornati nuovamente in diretta qui in studio e prima di continuare una notizia di politica, perché urne aperte oggi dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7:15 nei comuni veneti chiamati al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco in provincia di Treviso Castelfranco Veneto, con oltre 32.000 cittadini aventi diritto al voto. Si sfideranno Luca Pozzobon e Maria Ghimenton. Nel Padovano a Monselite gli elettori sono 14.705 e qui si registra una sfida anomala tra centrodestra e centrosinistra. Sono al secondo turno Stefano Peraro, vice sindaco uscente, alla guida di una coalizione di centrodestra, e poi Franco Ennio, civico di centrosinistra. Queste dunque per quanto riguarda il Padovano. Nel Veronese tornano al voto i cittadini di San Bonifacio, dove erano 8 i candidati sindaco che si sono sfidati al primo turno. Qui 16.896 gli aventi diritto, che dovranno scegliere tra Giampaolo Provoli alla guida di 2 civiche e infine Leonardo Frigo, candidato di Fratelli d'Italia, che riparte dal 20,81 di voti del primo turno. Ed ora parliamo dell'addio clamoroso alla Lega. Il deputato Gianangelo Boff passa a Futuro Nazionale. Ieri l'ufficializzazione a Viareggio nel corso di un evento con il generale Vannacci. Lui, come Gentilini, dice Boff, che rivela come da Salvini non arrivassero più risposte. Ho cercato di contattare più volte il segretario Matteo Salvini per rappresentargli questo dolore che arrivava dal territorio e non sono mai riuscito ad avere un ascolto in questo, se non 2 giorni fa, nel momento in cui era maturata, diciamo, la mia volontà di andare altrove. È un lungo crepuscolo politico fatto di tante risposte mancate, quello che racconta il deputato trevigiano Gianangelo Boff dopo aver ufficializzato il suo passaggio a Futuro Nazionale con il generale Roberto Vannacci, per uno cresciuto
ripetuto a Pane e Lega, la rottura è clamorosa. Boff non è un deputato come tanti, per 4 anni infatti ha guidato come commissario la Lega trevigiana, ancora oggi è sindaco di Tarso, destinato quindi a diventare uno dei primi feudi vannacciani in Veneto. Io ho cominciato a fare il sindaco quando c'era Giancarlo Gentilini a Treviso, che era un esempio di ciò che voleva dire fare il sindaco in mezzo alla gente, ascoltando la gente, interpretando i bisogni, le paure della gente, cercare di risolvere i problemi e cercare di dire anche quelle cose che a volte i cittadini non hanno coraggio di dire. Questo modo di fare la politica, di vedere la politica, l'ho ritrovato in Roberto Vannacci, l'ho ritrovato in una persona che riesce a interpretare i bisogni della gente e dire pane è pane, il vino è il vino. E quindi la Lega, dice Boff, che ha cambiato il modo di esprimersi, forse il suo stesso DNA. Il primo contatto con Vannacci 2 mesi fa rivela il sindaco di Tarso, che poi si è consultato a lungo con i suoi, parlando con cittadini e imprenditori. In tanti stanno guardando a Vannacci, compresi diversi amministratori. Insomma, lo strappo di Boff non sarà né il primo né l'ultimo. Vannacci, l'errore è sempre di chi cambia partito, le parole del presidente Alberto Stefani, ma Boff tira dritto, sale così a 8 la pattuglia di Futuro Nazionale alla Camera. Ho dato tanto alla Lega, ho ricevuto dalla Lega, ho dato tanto alla Lega, ma penso che appunto di non far parte sicuramente di quella categoria che ha solo avuto. Ammonta a 5,2 miliardi di euro il volume d'affari annuo riconducibile al lavoro nero in Veneto, pari al 3%. Sono i dati dell'ufficio studi della CGA di Mestre. Tra tutte le regioni d'Italia solo la provincia autonoma di Bolzano e Lombardia presentano un'incidenza inferiore alla nostra. Le persone coinvolte nella nostra regione dall'economia sommersa sono stimate in 169.100 unità, pari al 6,5% del totale nazionale. In termini assoluti il tasso di irregolarità del Veneto è al 7,2%, questo vuol dire che il peso del nero in Veneto è molto contenuto, tuttavia questa piaga sociale deve essere monitorata costantemente e contrastata. Il lavoro nero è una piaga sociale, ma quando è controllato dalle organizzazioni criminali si trasforma in una forma moderna di schiavitù che alimenta lo sfruttamento, la violenza e il degrado sociale. Rispetto ad altre parti del paese, in Veneto questo fenomeno ha dimensioni ancora contenute, ma le tragedie che ci sono state nelle ultime settimane a Chioggia e a Bassano ci segnalano che non siamo più un'isola felice. Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto ritrovare il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio. Queste organizzazioni prosperano sullo sfruttamento, sulla paura e sul ricatto, arricchendosi a discapito della dignità delle persone e compromettendo il futuro delle nostre comunità. E continuiamo a parlare di lavoro, lavoratori delle pulizie, lavoratori dello scarico dei negozi del gruppo Inditex, presidio davanti al centro commerciale di Marcon nel Veneziano, e il nuovo piano industriale di Zara prevede una riduzione del 50% delle ore di attività del settore. Nominalmente è presentata come una riduzione delle ore di lavoro. Di fatto però, secondo ADL Cobas, significa la fine del lavoro. Al centro commerciale di Marcon manifestano i lavoratori delle pulizie e dello scarico dei negozi del gruppo Inditex, multinazionale spagnola dell'abbigliamento tra le più grandi al mondo, che ha Zara come marchio di punta. Il nuovo piano industriale del gruppo prevede un taglio del 50% delle ore di lavoro, che però a livello di stipendio è ancora più doloroso. Significa di fatto mettere alla porta i lavoratori e le lavoratrici e i lavoratori che operano qua dentro, perché immaginarsi di poter accettare una riduzione dello stipendio di circa il 70%, perché ricordiamoci non soltanto il dimezzamento orario ma anche lo spostamento dal notturno al diurno, che vorrebbe dire l'eliminazione di tutta la maggiorazione del notturno, per cui vuol dire di fatto mettere alla porta le persone che hanno lavorato qui negli ultimi 15 anni. Non è bello fare i conti in tasca alle persone, ma più o meno adesso quanto guadagna uno di questi lavoratori e quanto si vedrebbe ridotto lo stipendio? È una media diciamo di 1.300-1.400 euro al mese, che è uno stipendio assolutamente insufficiente e che è pari più o meno alla metà dello stipendio medio veneto, peraltro.
e una riduzione del 70% vuol dire più o meno arrivare a guadagnare 500 euro al mese. Accanto ai lavoratori di Marcon sono presenti i loro colleghi di Portogruaro, mentre una manifestazione analoga si sta svolgendo in contemporanea a Verona. La vicenda naturalmente travalica i confini regionali, ma al momento, dicono dal sindacato, dall'azienda non sono arrivate né risposte né disponibilità al dialogo. Una brutta mazzata, soprattutto tenendo conto che a operarlo è un'azienda che nell'ultimo anno ha prodotto un utile di 6,4 miliardi di euro, quindi non un'azienda in crisi, un'azienda che evidentemente ritiene legittimo poter ridurre gli stipendi già bassi in questo paese di lavoratori e lavoratrici che operano nelle pulizie per incrementare di qualche briciola i loro già ricchissimi utili. Ed ora cambiamo argomento, vi presento l'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, la dottoressa Giulia Montaniera, responsabile dello sviluppo presso Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto. Buongiorno. E grazie per essere qua. Parliamo di trapianti, di donazioni, sicuramente negli ultimi anni è cresciuta insomma, la consapevolezza della donazione, che è importantissima per salvare delle vite. Strade ce n'è da fare, ce n'è ancora da fare molta, Giulia, però è fondamentale far capire l'importanza. Assolutamente, diciamo che ancora l'ambito del trapianto dei tessuti non è ancora sufficientemente conosciuto, perché abbiamo sempre bisogno di donazioni e per questo motivo, insomma, uno dei nostri ruoli è proprio quello di diffondere la cultura della donazione, perché è estremamente importante e può aprire moltissime opportunità di speranza e di rinascita. C'è bisogno di tanti trapianti, tante persone con patologie che necessitano poi di questi trapianti. Sì, ecco, noi lo vedremo anche dopo. Siamo una banca che lavora e conserva moltissime tipologie di tessuti che vengono utilizzati negli interventi chirurgici diversi, e quindi assolutamente ci troviamo spesso ad avere carenza di tessuti, soprattutto valvole cardiache, che vengono utilizzate molto spesso per trattare malformazioni congenite anche a carico di queste valvole. Allora noi facciamo vedere adesso un contributo che chiediamo magari alla regia di metterlo subito in onda, così dopo magari lo commentiamo anche insieme. Perché è importante donare il 5 per 1000 a Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto? Per riaccendere una speranza, grazie alla ricerca, in chi è affetto da gravi patologie. E il trapianto di tessuti spesso rappresenta l'unica possibilità di guarigione. Un bambino affetto da gravi patologie cardiache, grazie ai nostri tessuti valvolari, non dovrà più sottoporsi a interventi chirurgici, perché le valvole si adattano e crescono con il suo corpo. Per un grande ossionato, grazie alla membrana amniotica, il dolore e i tempi di guarigione sono notevolmente ridotti. L'utilizzo di tendini e di tessuti ossei rende possibile la ricostruzione di legamenti e arti danneggiati. Un paziente può così tornare a svolgere anche una normale attività sportiva. Il tuo contributo per il 5 per 1000 è uno strumento prezioso e può fare la differenza per la ricerca e il trapianto. Dona il tuo 5 per 1000, sostieni la ricerca e il trapianto di tessuti. Per saperne di più, vai sul sito www.fbtv.it. E una vita riparte. La vita riparte, insomma vorrei partire proprio da questo, perché è fondamentale far capire alle persone che cosa vuol dire. Poi voi raccogliete tessuti, abbiamo sentito valvole, ma anche insomma la placenta, che è un altro... Sì. Allora appunto Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, facendo un attimo un'introduzione, è un ente che si trova a Treviso, è stata fondata dall'ULSS 2 ed è diretta dalla dottoressa Diletta Troian, il presidente è il professor Giorgio Palù. È una appunto banca che si occupa del prelievo di tessuti che derivano da donazioni sia da donatori viventi, e appunto parliamo di donazioni di placenta, testa di femore e vena safena, o donatori deceduti. Quindi sono donazioni che spesso sono frutto di scelte anche difficili, ma che sono estremamente importanti. Sono scelte silenziose, scelte che non finiscono nelle pagine dei giornali, ma che in realtà possono veramente cambiare la vita delle persone. È
Ecco, noi ci occupiamo, come abbiamo visto nel video, di tessuti quali tessuti cardiaci, tessuti vascolari, tessuti muscoloscheletrici, nervosi, insomma qualsiasi tipologia di tessuto che può aiutare ad affrontare delle patologie complesse. Come abbiamo visto, appunto, per noi è fondamentale il 5 per 1000 sia per sostenere l'attività della Banca dei Tessuti, che è un'attività senza scopo di lucro, sia per tutte le attività di ricerca di cui mi occupo direttamente assieme ai colleghi in banca, volte proprio ad espandere, ampliare i potenziali utilizzi di questi tessuti. Negli anni, grazie a importanti collaborazioni con i chirurghi, abbiamo pubblicato anche diversi ambiti di applicazione della membrana amniotica, che è questo tessuto che viene estratto dalla placenta. La placenta verrebbe buttata dopo il parto, invece noi raccogliamo queste placente che vengono donate in occasione di parti cesarei programmati. Questo tessuto, quindi la membrana amniotica estratta dalla placenta, si trasforma poi in una cura. Dagli inizi del Novecento che è noto che la membrana amniotica è estremamente efficace per trattare ustioni, ferite croniche e diverse patologie oculari, ma non solo, perché appunto grazie alla ricerca è stato possibile dimostrare che la membrana amniotica potrebbe essere fondamentale anche nella chirurgia neonatale, nel trattamento di alcune malformazioni, ma abbiamo anche dimostrato che è molto efficace nella chirurgia maxillofacciale, in collaborazione ovviamente con i chirurghi, così come in ortopedia. Quindi gli ambiti di applicazione sono diversi, ma tutto questo è reso possibile appunto grazie al lavoro di tutti noi, ma anche grazie alle donazioni, come ho detto prima, e grazie al sostegno che riceviamo con il 5 per 1000. Prima parlavamo della placenta, si è sviluppata un po' questa cultura del donare, perché poi, come diceva lei, poi comunque viene buttata e in realtà è fondamentale per delle cure. Esatto. Innanzitutto la cultura si è sviluppata anche grazie alla rete che sta dietro all'informazione. Tutte le attività sono coordinate da un centro regionale trapianti e negli ospedali ci sono i vari coordinamenti dove ci sono professionisti, medici, infermieri, sanitari in grado di riconoscere per primi la possibilità di una donazione, ed è appunto grazie a loro che poi noi riceviamo le donazioni dei tessuti. Quindi è una rete che funziona qui in Veneto e che rende possibile la disponibilità di moltissimi tessuti. Annualmente, diciamo, noi distribuiamo oltre 6.000 tessuti che vengono utilizzati in interventi non solo in Veneto, ma in tutta Italia e anche all'estero in Europa. Ecco, lei ha parlato di placenta, però anche con la donazione degli organi c'è stato uno sviluppo di questa cultura? Le donazioni degli organi in realtà rientrano in una rete completamente diversa. Noi riceviamo comunque tessuti anche da donatori che hanno donato gli organi, però ecco, è un processo che non rientra nelle nostre attività. C'è uno sviluppo comunque anche da questo punto di vista, nel senso che c'è più consapevolezza un po' da parte di tutti. C'è qualche tessuto di cui fate più fatica a reperire, insomma? Beh, sicuramente i tessuti vascolari, ma i tessuti cardiaci in primis, perché in molte tipologie di interventi i tessuti cardiaci, le valvole cardiache da donatore sono la migliore opzione. Ad esempio negli interventi in pazienti pediatrici o in pazienti che hanno avuto un'infezione, un'endocardite, quindi ci sono delle tipologie di intervento dove le valvole di origine umana non hanno un sostituto attualmente ugualmente efficace, però insomma potendo contare insomma su una rete che rende disponibili queste valvole, diciamo che in Italia possiamo
essere orgogliosi della disponibilità che abbiamo. Ecco, lei parlava di una rete importante di informazione che ha portato poi la Banca dei Tessuti del Veneto, insomma, ad avere anche numeri importanti. Assolutamente sì, noi appunto riusciamo a svolgere la nostra attività grazie alla rete, come dicevo prima, ma anche ci occupiamo proprio di divulgare la cultura della donazione, sia in occasioni come queste, ma anche in eventi organizzati proprio a sostegno della Fondazione. Proprio oggi c'è una camminata in collaborazione con l'associazione Botteniga San Pelaio, volta proprio alla raccolta fondi per Banca dei Tessuti. La scorsa settimana c'è stato un concerto al Teatro del Monaco a Treviso, il cui appunto ricavato è stato devoluto alla nostra attività. Quindi sicuramente siamo attivi nel territorio sempre di più. E com'è la risposta dei cittadini in questo? Riscontro ancora persone che non erano a conoscenza di questa realtà, però rimangono sempre molto affascinati da tutto quello che facciamo. Lei parlava anche di donazioni da viventi. Sì, appunto c'è la possibilità di donare sia la placenta, la testa di femore o la vena safena. Questi sono i tessuti che al momento noi ricaviamo, insomma, dalle donazioni da vivente. E ovviamente oltre alla rete esterna a Banca dei Tessuti c'è anche tutta una squadra interna, un lavoro corale di persone che rendono possibile poi la disponibilità di tessuti. Quindi, come dicevo, tutto parte dai coordinamenti ospedalieri, ma poi noi abbiamo a disposizione una squadra di medici e di infermieri disponibili tutti i giorni, pronti ad intervenire quando è necessario, perché ogni donazione è un'occasione e merita di essere accolta. Abbiamo un ufficio donazioni che si occupa della gestione di tutte queste donazioni di documenti associati, abbiamo un laboratorio formato da biologi che impiegano mesi per acquisire le competenze necessarie per la lavorazione di questi tessuti, proprio perché ogni attività richiede responsabilità, competenza e metodo. E poi abbiamo anche un ufficio logistica che permette la distribuzione di questi tessuti in tutta Italia e anche all'estero. Ecco, perché dalla Banca Tessuti del Veneto vengono comunque inviati in tutta Italia poi? Sì, se la regione presso la quale deve essere consegnato il tessuto non possiede una propria banca, noi distribuiamo tessuti anche in queste regioni. Noi siamo la banca di riferimento del Veneto, Friuli Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento e Bolzano, e da poco abbiamo una collaborazione con la Toscana, però collaboriamo appunto anche con le altre regioni per la distribuzione dei tessuti. Ecco, lei prima parlava, perché magari poi i cittadini ci chiedono: ma la donazione da vivente cosa comporta, com'è possibile, si può fare, chi lo può fare? Perché poi come dicevamo prima, l'informazione è la cosa più importante per far capire non solo l'importanza, ma anche chi può magari poter donare questi tessuti che sono fondamentali per far cambiare la vita ad altre persone. Certo, appunto le donazioni da vivente possono essere quelle della placenta in occasione di parti cesarei programmati, di vene safene in occasione di interventi di safenectomie, oppure della testa del femore in caso di interventi all'anca. E questi insomma non comportano nulla per la persona che viene operata? Invece sono risolutivi probabilmente per altre persone? Assolutamente sì, perché sono tessuti che verrebbero buttati. Ecco, questa è una cosa da sottolineare, perché magari qualcuno dice sì, ma lo faccio, ma non lo faccio. In realtà sono tessuti che non sarebbero più utilizzati se non donati alla banca. Questo è fondamentale da spiegare. Esatto, e poi appunto negli ospedali ci sono i vari coordinamenti ospedalieri trapianti che si occupano di informare i pazienti sulla possibilità di donare queste tipologie di tessuto. Ok, noi ci fermiamo perché ho visto che sono le 13, per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qui in studio per continuare a parlare proprio di donazioni.
Continuiamo a parlare di donazione fondamentale, non solo per salvare la vita, ma anche per rendere la vita delle persone migliore rispetto a patologie che possono creare davvero dei problemi a chi insomma ne soffre. Abbiamo parlato di donazioni, c'è ancora tanta paura, l'abbiamo detto, di donare, sia quando magari durante ad esempio il rinnovo della carta d'identità viene chiesto, c'è ancora qualcuno che magari ha quel timore, quella paura di dire ma io dico di no, poi si vedrà, e c'è ancora un po' questa cultura, ma lo stesso io chiedevo alla dottoressa Montagnier, quando una persona viene operata, per dire all'anca, oppure partorisce un bambino, se prima magari c'è qualcuno che li metta al corrente dicendo guarda, puoi fare questa donazione perché tanto questi tessuti comunque non servirebbero a te più, però a qualcun altro sì. Assolutamente sì, appunto negli ospedali ci sono i coordinamenti ospedalieri che si occupano di informare i pazienti sulla possibilità della donazione, o comunque tutto il personale sanitario del reparto nel quale avviene l'operazione. Poi anche noi stessi siamo attivi distribuendo delle brochure informative, anche in collaborazione ovviamente col Centro Regionale Trapianti, per far sì che sempre più persone siano a conoscenza di questa possibilità. Ecco, prima diciamo c'è ancora un po' di paura, perché secondo lei ancora c'è questo ostacolo? Probabilmente perché non si è ancora a conoscenza di tutto il sistema, mi viene da pensare, ma comunque appunto noi cerchiamo, organizzando eventi, partecipando ad occasioni come queste, di renderci disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie. Ecco, poi io volevo chiedere alla dottoressa Montagnier, che magari adesso la prendo alla sprovvista questa domanda. Ovviamente lei fa parte di un'equipe all'interno della banca dei tessuti, però e questi tessuti poi girano, come dicevamo, negli ospedali anche oltre i confini veneti, anche a livello nazionale. Magari ovviamente venite a sapere a chi vengono donati. Le è rimasta una storia particolarmente a cuore di una persona che, grazie alla donazione di qualcuno, che sia da una persona che non ce l'ha fatta oppure di una persona in realtà che ha donato in vita un tessuto, che è riuscita a rinascere e a vivere una vita diversa? Sì, assolutamente. Noi appunto abbiamo la tracciabilità completa di queste donazioni, quindi sappiamo chi sono i riceventi di questi tessuti, ma abbiamo avuto l'occasione l'anno scorso di conoscere alcuni di loro, perché è stato preparato un calendario dall'ufficio comunicazione di Banca dei Tessuti del Veneto, appunto, dove vengono raccontate alcune storie di rinascita che sono state rese possibili grazie a questi gesti silenziosi di donazione, no? Quindi è stato per noi un orgoglio vedere nei loro occhi la gratitudine per quello che hanno ricevuto e sentire le loro storie, che sono una testimonianza di come questi tessuti possono cambiare la vita delle persone. Abbiamo la testimonianza di Ellen, che è una ragazza che ha subito un grave incidente sul lavoro e rischiava di perdere completamente una gamba, e invece la gamba è stata salvata grazie all'impianto di un'arteria donata, e questo ovviamente fa capire è un esempio dell'importanza delle donazioni e dei trapianti dei tessuti. Ecco, le è rimasta impressa la storia di Ellen, c'è qualche altra storia che... Sì, anche sempre nel calendario viene riportata anche la storia di Jacopo, che dopo un grave incidente in montagna rischiava la paralisi ed è stato operato con un intervento in neurochirurgia che ha reso possibile, insomma, di evitare la paralisi a cui sarebbe stato destinato. Ecco, lei ci diceva tanto stiamo facendo, tanto c'è ancora da fare per informare, per divulgare la donazione.
iniziative, ci diceva da oggi c'è una passeggiata. Sì, appunto in collaborazione con l'associazione Bottega San Pelaio, proprio una camminata per la vita volta alla raccolta fondi per Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto. Dalla prossima settimana partirà una nuova campagna, come ogni anno, hashtag Io sono Treviso, e consiglio a tutte le persone, insomma, che hanno piacere di rimanere informati, di collegarsi ai nostri social, Facebook, Instagram e LinkedIn, sui quali vengono pubblicati tutti gli eventi organizzati proprio a sostegno della Fondazione dal nostro ufficio comunicazione. Ecco, tante le iniziative e la gente risponde, viene a queste iniziative. Assolutamente sì, anche al concerto della scorsa settimana c'è stata una grande partecipazione, sono stati organizzati anche degli eventi in collaborazione con l'Imoco Volley, ma riscontriamo sempre un grande interesse da parte di tutti i cittadini e grazie a questo riusciamo ad essere sempre più presenti nel territorio. Cosa si può fare di più per convincere le persone dell'importanza? Beh, anche solo essere testimoni di quello che si è sentito, di quello che si è visto, dell'evento a cui si è partecipato, credo che può essere un piccolo passo per divulgare questa cultura della donazione. Ecco, io poi vorrei sottolineare che dietro a tutto questo ci sono davvero una rete di professionisti che lavorano, ricercatori, insomma, che vanno assolutamente nominati, vanno perché è facile dire si dona sì, non si dona no, però c'è dietro nella Banca dei Tessuti c'è davvero una rete importante di professionisti. Sì, come dicevo prima, appunto è un lavoro corale di diverse persone, ognuno con le proprie competenze, ma che rendono possibile tutto il processo. Quindi, come dicevo, l'ufficio delle donazioni che coordina tutte le donazioni che noi riceviamo, ma anche il personale di laboratorio. Alcuni dei miei colleghi li avete visti nel video che è andato in onda prima, durante il quale hanno spiegato l'importanza appunto della donazione di tessuti e della 5 per 1000. Ecco, è la dottoressa Diletta Troian, il direttore di Banca dei Tessuti, il dottor Marco Campagnaro è un biologo che lavora nel laboratorio e anche lui ha avuto modo di acquisire delle competenze specialistiche, la dottoressa Elisa Cogliatti, vice direttore, anche appunto anche lei biologa e quindi con un'enorme esperienza nell'ambito delle lavorazioni e conservazione dei tessuti, perché appunto anche tutti i progetti di ricerca che noi abbiamo, ricerca e sviluppo, ci permettono di mettere a punto delle nuove metodiche di conservazione dei tessuti o di individuare quali sono delle applicazioni innovative. Tutto questo grazie sempre a una collaborazione proficua con chirurghi e uno scambio di idee, uno studio approfondito ed una ricerca. Ecco, non so se l'abbiamo detto prima, quanti tessuti avete nella Banca Tessuti del Veneto? Tutto questo dipende dalle donazioni, quello che riusciamo appunto a distribuire ogni anno è circa 6.000 tessuti. Quindi siamo una delle banche più importanti sia d'Italia ma anche del territorio europeo. Oltre a questo partecipiamo molto anche ad attività scientifiche che permettono di farci emergere, insomma, come banca importante non solo in Italia ma anche a livello europeo. Se qualcuno volesse sapere qualcosa in più per convincersi o meno di donare, se dovesse chiedere informazioni di dove può, oltre insomma arrivare a venire insomma nelle pagine vostre per le iniziative, ma dove può apprendere qualche notizia in più sulla donazione? Sicuramente sul nostro sito internet o sul sito del Centro Regionale Trapianti o sul sito internet del Centro Nazionale Trapianti ci sono diverse informazioni disponibili per i cittadini. Ecco, poi come abbiamo detto prima e lo vogliamo sottolineare nuovamente, si può donare anche insomma, quando c'è il cambio della carta d'identità, viene chiesto e esatto. Quindi è fondamentale insomma, avere la consapevolezza che si può fare senza attendere poi
Assolutamente, anche rivolgendosi alle proprie ULS, alle proprie ASL di competenza, è possibile esprimere la propria volontà alla donazione degli organi e dei tessuti. Io ringrazio davvero Giulia Montanelli per essere stata qua con noi, perché noi speriamo di averla ancora qua e speriamo che davvero crescano ancora di più i donatori, cresca il numero delle donazioni, perché è fondamentale non solo per salvare le vite, ma anche proprio per rendere le vite diverse, per rendere le vite migliori. Quindi grazie a lei davvero. Io vi ricordo che adesso c'è il nostro appuntamento con i percorsi della fede, compleanno particolare, quello festeggiato ieri a Quinto di Treviso, 20 anni di Casa San Cassiano, una struttura a sostegno delle famiglie in crisi, in fase di separazione o in ricerca di risposte su affettività, fede e amore. Ne parliamo nella rubrica Percorsi di fede e di vita con Paola Pisani, avvocato specialista in diritto della famiglia e tra le prime ad aderire al progetto voluto dall'allora parroco Don Artemio Favaro. Seguiamo dunque la sua testimonianza. Io vi lascio a questo percorso, ringrazio i nostri registi che continueranno con questo percorso, Renato Capoia e Tommaso Migot, e vi do appuntamento per la prima lezione a domani. Grazie, arrivederci. Nuova puntata di Percorsi di vita e di fede, devo dire una puntata davvero particolare questa domenica, perché con noi c'è un avvocato, c'è l'avvocato Paola Pisani, benvenuta. Buongiorno, benvenuti. Allora, intanto come sempre nella nostra rubrica cominciamo spiegando ai nostri telespettatori, il nostro ospite, nel suo caso, chi è l'avvocato Paola Pisani. Ma l'avvocato Paola Pisani è una persona come le altre che amava tanto il diritto, l'ha scoperto ancora quando era alle superiori, ho avuto tipo una folgorazione, probabilmente perché guardavo molto Perry Mason all'epoca che c'erano i film in bianco e nero, e avevo scelto, ho detto voglio fare l'avvocato da grande, quindi poi ho fatto giurisprudenza e ho studiato a Bologna, sono tornata a vivere a Treviso e qui ho aperto il mio studio un po' alla volta, con un passetto per volta, col sostegno della mia famiglia, e mi sono messa a fare diritto perché amo ancora molto il diritto, anche se l'applicazione oggi è un po' claudicante, un po' la giustizia non dà dei segnali molto positivi, però credo ancora molto nel diritto e nella giustizia. Ecco, oggi Paola Pisani che avvocato è? Civilista, penalista? Allora, io ho sempre amato molto il penale, ho iniziato facendo penale, poi però un po' col tempo, un po' per questioni familiari e organizzative, ho avuto dei figli, mi sono, diciamo, riadattata al civile, in particolare il diritto di famiglia. Sono stata scelta dal mercato più che altro per il diritto di famiglia, rimango sempre molto appassionata del diritto penale, quindi quando ho occasione io continuo a tenermi fresca da quel punto di vista, anche aggiornandomi nel penale, che mi piace sempre tanto. Però faccio diritto di famiglia, faccio societario e anche diritto vitivinicolo, che è una passione che ho da qualche anno e che sto coltivando, così anche per avere qualcosa di diverso e un po' più leggero da affrontare quotidianamente, perché il diritto di famiglia richiede un impegno emotivo non indifferente. Ecco, appunto, approfondiamo per chi non sa bene che cosa significa diritto di famiglia. Ma mi occupo di quelle che sono le problematiche all'interno di una famiglia, che non è necessariamente una separazione o un divorzio, possono esserci anche gli affidamenti, ci possono essere le adozioni, tutto quello che comunque ruota intorno alle relazioni affettive. E allora arriviamo al motivo per cui lei è qui oggi. In questi giorni si festeggiano i 20 anni di Casa San Cassiano, a cui lei appartiene. Vogliamo raccontare ai nostri telespettatori che esperienza è? Allora, Casa San Cassiano è nata 20 anni fa per volontà di Don Artemio, che è stato sicuramente molto attento a quello che era il cambiamento che stava avvenendo nella società, quindi ha raccolto dei segnali di richiesta di ausilio proprio della società, ha convocato proprio dei professionisti 20 anni fa, quindi degli avvocati, degli psicologi, anche degli operatori in grado di accogliere le persone che poi negli anni sono formati, e ha offerto, questo è nato a Quinto, ha offerto quindi a Quinto, ma poi ovviamente era una realtà territoriale che si è diffusa molto come nome, come servizio anche negli altri comuni, la possibilità di essere accolti, ascoltati e dando anche la possibilità di una prima consulenza dal punto di vista legale. Quindi io all'epoca sono stata proprio tra le prime dei professionisti avvocati, quindi noi come associazione offriamo la prima consulenza gratuita come avvocati, ma anche gli psicologi ovviamente, i counselor, i mediatori familiari.
Dopodiché ovviamente scelgono i loro professionisti, non è che rimangono nell'associazione, però l'associazione accoglie queste persone che hanno bisogno anche di essere ascoltati, e ci sono questi operatori che sono assolutamente delle persone splendide, che dedicano proprio le ore, il tempo, 24 ore su 24, nel senso che poi danno anche un numero di telefono. Io ho conosciuto delle persone, una più bella dell'altra, che ancora sono lì, alcuni sono anche andate, tornate, insomma poi ovviamente c'è la vita in mezzo, e che riescono a essere dei riferimenti in un momento di grande difficoltà, perché quando parliamo di famiglie o di emozioni, comunque qualunque sia l'origine, il grande problema è riuscire a trovare qualcuno che abbia voglia di ascoltarti, di raccoglierti, no? Nel momento anche del buio. E a Casa San Cassiano ci sono delle persone meravigliose che si dedicano veramente gratuitamente all'altro. Io ho trovato un ambiente molto bello, e non è solo questo, Casa San Cassiano fa molto di più, fanno dei centri di mutuo aiuto per i separati, quindi si incontrano e insieme condividono delle emozioni che sono comuni, che non devi neanche spiegare, fanno teatro, fanno pittura, fanno dei corsi per le coppie di fatto e anche sposati, quindi anche per fornire delle informazioni da un punto di vista giuridico, relazionale, sessuale, un po' tutto questo che è un servizio. Diciamo che è un supporto alla coppia e alla famiglia? Alla famiglia sì, non solo alla coppia, alla famiglia e al singolo anche. Capita che magari non necessariamente la famiglia che ha delle difficoltà sta affrontando un momento magari difficile, ma anche può essere con un figlio. Possono esserci anche questioni collegate a un genitore, cioè il genitore della persona che si rivolge a Casa San Cassiano. È un servizio molto... Però sì, il centro c'è la persona. Ecco, ma come si procede, giusto per capire? Se uno ha un problema, si avvicina, trova un numero di telefono? Sì, trova un numero di telefono, può andare direttamente a Casa San Cassiano o telefono. Vicino alla chiesa, insomma, di San Cassiano? Esatto, sì, a fianco proprio. Sì. Ho capito. E si telefona oppure si va anche direttamente, c'è sempre qualcuno, negli orari ovviamente, quindi c'è un primo ascolto. Un primo ascolto, e poi viene individuato anche appunto un referente, un volontario che possa essere proprio un punto di contatto continuo con la persona, come affidato a una persona che viene individuata in base alle caratteristiche che più o meno insomma vengono individuate al primo incontro, e nel percorso poi, se c'è necessità di avere uno psicologo, vengono indirizzati dagli psicologi che sono presenti a Casa San Cassiano. Se c'è bisogno della consulenza legale, perché talvolta a volte c'è bisogno di sapere, cioè la richiesta è: che diritti ho? No? Questa è la prima domanda che fanno. Una volta che poi hanno capito, non necessariamente questo porta ovviamente a delle conseguenze o delle scelte giuridiche, ma è un po' come dare dei punti di riferimento, quindi hai varie informazioni di vario genere che ti servono poi anche per fare delle scelte eventualmente future. Sono più donne o più uomini che si rivolgono in genere? In questi 20 anni? Per me sono state più le donne, anche se devo dire che la parte maschile non è mancata. Stavo ripercorrendo un po' perché sono tanti anni. Sì. Non è mancata la parte maschile, no. Ma giusto per capire, sì. Quando lei dice che diritti ho, perché mi è venuto in mente subito, di solito è la donna che dice che diritti ho nel momento in cui dovessi separarmi perché non riesco più a vivere, ecco, per dire questa la domanda. Vi è mai capitato di affrontare casi di violenza? Sì, assolutamente. Assolutamente. Sì. E lì le violenze poi sono di vario genere. Appunto, no? Lì come ci si comporta? Beh, lì ovviamente c'è bisogno di un ausilio anche psicologico. Lì Casa San Cassiano, per esempio, ha anche uno spazio neutro, è stata una delle prime associazioni, e spesso il tribunale anche si appoggia a Casa San Cassiano proprio. Cioè c'è un luogo di accoglienza, quindi dove gli operatori possono anche far incontrare, se ci sono anche casi di violenza con i minori, per esempio, i genitori, il genitore. C'è comunque la stanza, quella con il vetro, quindi anche negli incontri si possono registrare gli incontri. Insomma, è un'associazione che si è molto rivolto appunto a queste necessità, quello che sostanzialmente ha avuto la grande capacità negli anni di raccogliere la richiesta e quindi dare una risposta adeguata. Si fanno anche delle CTU, il Tribunale dispone a volte delle CTU proprio perché c'è questa Attenzione, perché non tutti sanno cosa sono le CTU. Sì, chiedo scusa. Sono le consulenze tecniche d'ufficio, cioè il giudice nomina un professionista per verificare quali sono le migliori modalità di affido, e spesso quando appunto possono esserci atti di violenza oppure c'è un pericolo
Ci sono delle storie insomma importanti, il fatto di poter ricorrere a Casa San Cassiano a questa struttura dove il minore magari non vede che ci sono delle persone che ascoltano eccetera, è possibile beneficiare appunto di questa struttura che ti permette di incontrare i minori in uno spazio protetto, per intendersi. Ma in questi 20 anni quali sono stati i casi diciamo più frequenti? Cioè voglio dire, è più frequente la violenza in famiglia, è più frequente ad esempio l'incapacità poi di accettarsi, è più difficile per una famiglia magari con i figli affrontare i figli che diventano adolescenti e che per questo magari mettono proprio in crisi la famiglia stessa? Beh, allora, violenze sì ce ne sono state, ma non è il tema predominante, quantomeno non la violenza fisica. Quello che più spesso mi accorgo accade nelle famiglie è più una violenza a volte psicologica ma anche economica, cioè spesso io trovo delle donne che sono legate a dei contesti familiari magari anche con delle problematiche importanti, ma perché non hanno la possibilità di affrancarsi dal punto di vista economico e perché magari paradossalmente la parte maschile, dico paradossalmente perché sembra strano, non in un mondo in cui la donna appare così emancipata, la parte maschile riesce ancora ad avere un controllo sulla parte economica e questo non è un dato da poco perché la donna in situazioni magari anche di sofferenza che non necessariamente dipendono, cioè non è colpa dell'uomo, diciamo sofferenza di coppia, non riesce a prendere delle decisioni perché è molto preoccupata del proprio futuro, perché ha fatto delle scelte anche di non lavorare magari, oppure pur lavorando consegnando completamente la propria autonomia economica al proprio compagno. Questa cosa a me fa molta specie perché mi sembra un po' in contraddizione con quello che viene sbandierato spesso, no, dell'indipendenza della donna, eccetera. Però adesso c'è chi dice che questo ha minato diciamo, la base della famiglia perché i giovani, i figli, chi è che li segue? Ma allora, c'è anche da dire che gli uomini sono molto cambiati nel ruolo della famiglia, ci sono degli eccellenti padri che si dedicano comunque a quella che è la crescita dei figli, non c'è più questo, diciamo, almeno in parte ovviamente rimane ancora lo schema tradizionale, però io trovo tantissimi padri che quando si separano continuano a essere degli ottimi padri e sono una risorsa importantissima, cioè è vero che una volta la donna si dedicava alla famiglia, il marito, il padre, alla parte economica, però è anche vero che oggi i papà si sono molto anche loro ridisegnati all'interno di un contesto familiare perché le donne d'altronde lavorano tutte, non è possibile non lavorare oggi. In generale dico un po' per il costo della vita, un po' perché sono cambiate le esigenze, una volta anche noi ci accontentavamo molto di meno, no? Quindi questa necessità porta a rivedere anche i ruoli nella famiglia e i padri anche nelle separazioni molto spesso sono, ripeto, in grado di gestire i figli dalla A alla Z, ma perché già in casa avevano un ruolo attivo e va riconosciuto perché poi tra l'altro la figura del padre è importantissima nella crescita dei figli, non sto demonizzando la figura maschile, ma dico che nelle dinamiche talvolta lei mi chiedeva se vedo delle violenze, per me è la violenza più eclatante, ma forse diciamo anche quella più difficile da individuare è proprio quella economica e psicologica che io trovo nelle donne, nella narrazione delle donne. Poi ci sono anche degli uomini che subiscono parecchio dalle donne. Ah, quindi c'è anche l'altro? Assolutamente, ci sono anche donne ci sono anche uomini che hanno subito violenze fisiche dalle donne, con mio grande stupore, però sì, è la verità. E allora concludendo, richiamando proprio il film di Paolo Cortellesi, possiamo dire che per la famiglia c'è ancora un domani? Assolutamente, deve esserci un domani. Cioè la famiglia è un piccolo nucleo della società, no? La società è una riproduzione di 1000 volte, secondo me, della famiglia. Bisognerebbe lavorare dentro la famiglia, non tanto con delle regole che poi prendono in considerazione il dopo, no? Quando la famiglia è in crisi, bisognerebbe veramente intervenire nella famiglia prima e intervenire in maniera stimolando quello che deve essere secondo me la relazione, la conoscenza dal punto di vista giuridico sicuramente, ma valorizzando quelli che sono un po' le cose belle che nella famiglia abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno di famiglia, quindi se si parte con l'informazione giusta un po' come in tutti i settori, sì, e soprattutto anche per questi ragazzi, perché ormai abbiamo tanti figli di separati che hanno una grande sofferenza. Noi abbiamo fatto adesso un progetto anche con la scuola Culturazza, il primo progetto sempre di Casa San Cassiano, e siamo entrati nella scuola con un progetto che si chiama Ascoltare il disagio. Eravamo 6 psicologhe, 2 avvocati e un educatore.
E l'obiettivo era quello di far parlare i ragazzi, avevamo dato 2 temi e loro hanno scelto gli atti violenti perché volevamo anche capire cosa percepiscono loro, perché noi adulti ci poniamo sempre magari nella posizione di insegnare o di giudicare o di dare delle regole. Invece i ragazzi hanno un mondo bellissimo, hanno un linguaggio completamente diverso da noi e questa scollatura ci impedisce anche di secondo me di dargli una mano, no? E dare loro anche una mano, perché noi dobbiamo riadeguarci velocemente a quelli che sono i cambiamenti. Ed è stata un'esperienza bellissima, ne è nato un video con i ragazzi che erano partecipi, erano 2 classi, e una canzone che è stata abbinata a questo video. E l'abbiamo presentato l'altra sera ai genitori e ai ragazzi e devo dire che per noi adulti è stata un'esperienza veramente, noi adulti che eravamo là, i professionisti che ruotavamo intorno a questo progetto, è stato molto bello perché tu capisci che i ragazzi hanno dei valori molto forti, magari con dei nomi o delle caratteristiche diverse da quelli che erano i nostri, un senso di lealtà, un senso anche di rispetto e bisogno anche di fronte anche alla violenza che in qualche maniera per loro è stata sdoganata come qualcosa di ordinario, anche il linguaggio molto colorito, però tutto questo loro ci chiedono, almeno questo è stato quello che io ho percepito, che ci siano da parte degli adulti comunque delle regole, che ci siano dei messaggi, anche da parte della giustizia. Un ragazzo mi ha detto ma non vale la pena fare una denuncia se c'è una rissa, perché tanto non succede niente. Però se veniamo magari coinvolti in una rissa e abbiamo delle conseguenze, allora impariamo, il che vuol dire a mio parere che quei famosi no che non si dicono più o quelle regole che non sono così applicate in maniera così rigorosa impediscono a questi ragazzi di sentirsi un po' contenuti, no? Quindi noi adulti forse avremmo dovuto essere un pochino più presenti nel contenere nel momento della difficoltà, ma loro sono meravigliosi, a me sono piaciuti tantissimo, veramente. Grazie a Paolo Pisani. Grazie a lei.